Va ora in onda Cultura e Arte con il professore Andrea Rognoni. Eccoci qui, grazie per l'apertura da parte del regista della comunicazione. Oggi noi parliamo di Giornata della Memoria attraverso la cultura, la visione della cultura popolare. Parliamo di un grandissimo autore milanese che tutti rimpiangono ed è Francesco Ogliari, studioso di tanta lombardità, soprattutto in chiave di trasporti dall'antichità ad oggi, ma sicuramente anche per quello che riguarda la storia vera e propria di Milano e del suo territorio, perché sono 40 anni dall'uscita della Via Lombarda, un libro molto importante secondo me, cito appunto all'inizio dell'85. Ma nella seconda parte soprattutto abbiamo un'intervista che io ho richiesto al noto studioso Paolo Gulisano su che cosa? Sul giubileo incalzante, sul giubileo in corso oramai. Il concetto di giubileo, ma anche un altro appuntamento caro ai milanesi, che è quello dei 250 anni della Madonnina, della costruzione della Madonnina del Duomo di Milano, quella che per intenderci ha fatto scattare l'Aedo che ha composto la canzone O mia bella Madonnina. Un oggetto, una statua, un'icona carissima, carissima a tutti quelli che ci abitano, ma anche tutti quelli che arrivano da lontano a Milano. Allora, giorno della memoria, 27 gennaio. Come avete visto, il giorno della memoria è già stato molto ricco e si concluderà con i degni onori. A noi interessa soprattutto dal punto di vista della cultura popolare, perché non c'è bisogno che l'evento richiamato sia lontano 300, 400, 500 anni, o si parli di elementi divini o terreni, fatti e persone di ogni genere che siano santi, che siano stati tramandati nel tempo. Non è solo questo la cultura popolare, non è solo la conoscenza del cielo, è anche l'instaurazione di una ricorrenza, di una commemorazione che, pur facendo parte della modernità, qui si parla oramai di un'ottantina d'anni, non come giornata della memoria, ma come fatti a cui ci si riferisce, che diventano patrimonio del calendario, come proprio è evidente il nostro caso di oggi, e della cultura popolare. Ma allora questo vuol dire che la giornata della memoria è stata digerita mirabilmente da parte di un pubblico vasto che certamente conosce i comportamenti, i fatti e le tragedie che hanno generato la necessità di ricordare per tutti il giorno della memoria in tutto il mondo, ma anche, come dire, amplifica, filtra e amplifica il significato della ricorrenza. È evidente che noi stiamo parlando di una
indiscriminata, efferata, barbara, violenta, trucida, discriminazione, persecuzione e annientamento di una somma di persone appartenenti prevalentemente a un popolo che giustamente oggi richiama a tutti la propria sofferenza. Ma certamente questo popolo è un po' la metafora di ogni popolo che viene perseguitato, che viene fatto oggetto di odio, di discriminazione o addirittura, se non, di vero e proprio genocidio. E voglio ricordare che alla base anche del pensiero federalista e identitario c'è proprio la difesa di ogni popolo del mondo e dell'universo. Anche ogni piccolo popolo, certo, perché non ci sono popoli più importanti e meno importanti. Certamente quindi il popolo ebraico è diventata la metafora, il simbolo di tutti i popoli. Chi lo ha voluto annientare attraverso meccanismi molto noti oramai anche ai più giovani, lo ha fatto perché c'era ancora, ma c'è ancora in qualcuno la volontà di distruggere dei popoli. Perché si vuole distruggere dei popoli? Non solo e non tanto per affermare la supremazia del proprio popolo rispetto agli altri. Questo appartiene ancora a una dimensione novecentesca, ma in maniera più attuale si vuole distruggere i popoli, si vuole annientarli, si vuole privarli della lingua, della cultura e poi eventualmente polverizzarli dal punto di vista del numero demografico in nome di qualcosa di atroce, in nome di una impostazione etnica, culturale, sociale, demografica, demologica, abituale, come genre de vie, come stile di vita, che possa costruire un unico grande popolo tutto uguale, quello che abita il pianeta Terra. Ecco perché noi di questa radio e di questo orizzonte culturale e metapolitico diamo estrema importanza alla giornata della memoria. Quindi non è solo il fatto che è orribile ed è successo, come sappiamo, verso la fine della Seconda Guerra Mondiale. La cultura popolare è una cultura che riesce a trasformare i valori assumendone gli aspetti più costruttivi. La cultura popolare non può tollerare che un popolo, sul modello di quello ebraico, ma che non è solo quello ebraico, non può tollerare che venga distrutto. La cultura popolare è per la vita, la prosperità, la possibilità di manifestare cultura, tradizioni, visione del mondo da parte di tutti i popoli, ripeto, dell'universo. La cultura popolare è in rapporto con l'universo. Non è affatto vero, come vuol far credere
come vogliono far credere gli araldi della globalizzazione, che la cultura popolare si chiude nei valori presunti del proprio popolo. Questo è un gioco al massacro, è un ribaltamento del senso ultimo della cultura popolare. Ecco, così già oggi impostiamo quella serie che io vi preannunciavo, no? Che io come rubrica tengo quest'anno all'interno di Cultura Popolare Italiana, che è appunto teoria e prassi del pensiero leghista e federalista spiegato al popolo. Spiegato al popolo non perché io non sia popolo, mi sento popolo anch'io, ma è proprio per questo che voglio usare dei termini, delle frasi, dei significati che siano vicini alla sensibilità popolare. Quindi la cultura popolare ama l'universo al punto da salvare tutte le culture popolari partendo dalla propria e dimostrando appunto che lo scopo ultimo della nostra vita è quella di immergersi completamente nell'identità, ma non in maniera come vogliono far credere i nostri avversari, che la nostra identità deve sopravvalere sugli altri, tutt'altro, ma in maniera appunto che si riesca a riconoscere tutte le identità possibili. Quindi ecco, la giornata della memoria, una memoria gravida di lacrime, no? Basterebbe rileggere Il giardino dei Finzi Contini di Giorgio Bassani, che tanto bene esprime questo coinnestarsi della memoria del mondo ebraico con la memoria del mondo padano e italiano. Frera, la città dove mirabilmente sono riusciti a convivere queste due istanze identitarie. Quindi sono esempi di come appunto chi cerca trova, si dice, nel senso chi cerca in un significato non il proprio, ma il vero, autentico significato lo trova. E in questa va ricordato e va riconosciuto il valore della giornata della memoria, in senso identitario. Perché chi è stato perseguitato allora è stato perseguitato già in nuce in nome di una forma di visione panpolitica che doveva comunque annientare tutte le differenze. Quella forma di visione panpolitica non è morta, purtroppo. Si è trasformata col tempo. Per cui sarebbe bello insegnare ai nostri ragazzi che l'orrendo vivaio nazifascista è riuscito a incunearsi oramai nei modelli, nei comportamenti, nelle idee del mondialismo e della globalizzazione, che ci vuole uccidere. Ci vuole uccidere innanzitutto come popoli e poi come persone. E certamente in questa giornata, peraltro, non si può non ricordare anche che assieme alle vittime dell'Olocausto sono stati deportati in Germania anche tante persone di altri popoli. Ecco, vedete, il vizio di partenza, che in qualche modo intralciavano questa visione panpolitica di riuscire a sterminarli i popoli. Così, per esempio, molti italiani, si valuta addirittura 600.000, sono stati deportati senza essere di origine ebraica nei campi di concentramento. Qualcuno c'è morto, molti no,
perché ovviamente non sono stati trattati tutti al pari di quelle che erano le vittime predestinate e programmate ai forni anziché ad altri mezzi di sterminio, però intanto hanno subito anch'essi, non dimentichiamocelo, queste atrocità. Le hanno subite perlomeno a livello morale, ne sono ritornate in forma amebica. Io non voglio sempre parlare di fatti personali, chiaramente, però se sono qui a parlare a Radio Libertà, lo devo al fatto che una certa persona catturata dagli ufficiali tedeschi e in area sudtirolese e portata nei campi di concentramento è riuscita a sopravvivere smagrito, smunto, oramai affamato, in uno stato larvale, ed è riuscito a procreare quella persona che vedete oggi. Non era ebreo, ma che conta? L'abbiamo detto, la giornata della memoria è un simbolo, è una metafora. La giornata della memoria è la memoria, intendiamoci, di tutte le brutte compagnie che hanno tentato di sterminare popoli e nemici, presunti nemici. Naturalmente ci sarà poi anche la giornata del ricordo, che ha un'altra marca, ma che comunque va poi anch'essa il 10 febbraio rimessa in pista come frutto di una rimeditazione da parte della cultura popolare. Quindi ecco che scatta una forma di compassione, di pietas, dicevano gli antichi, nei confronti appunto di tutti quelli che sono stati, appunto si parla di olocausto perché sono stati immolati alla causa di tutte quelle visioni estremistiche di qualsiasi colore al limite, ma comunque votate alla distruzione e al vero razzismo, che non abita qui, non abita qui, non abita qui su queste onde come qualcuno sostiene, ma esattamente il contrario. Queste onde sono garanzia di antirazzismo, garanzia di antigenocidio. Quindi appunto, stavo dicendo, tutto questo comporta il fatto di memorizzare, appunto di esercitare la memoria storica, quella vera si intende, perché poi alla fine non è che importi tantissimo stabilire il numero effettivo dei morti nei lager, quanto appunto il principio che è un principio che sotterraneamente ha abitato tutta la storia umana dall'antichità ad oggi e continua sotto nuova forma a gestire la propria protervia, la propria brutalità. Quindi è cattiva idea quella per esempio appunto di stabilire un mixage ottimale dal punto di vista etnoculturale tale appunto che le diversità non esistano più. Questo è offendere la giornata della memoria. E mi fermo qui. Un libro davvero interessante dal punto di vista della cultura popolare è stato quello scritto da Francesco Ogliari e pubblicato esattamente 40 anni fa, all'inizio dell'85. Si intitola La Via Lombarda, storie di Milano e dei milanesi,
Cavallotti, editore Milano. Guardate che meraviglia, ve lo mostro, è un libro azzurro, perché azzurra è la coscienza, pensava Ogliari, della Lombardità. Azzurra perché sono tanti fiumi che irrorano il nostro territorio e che permettono di valorizzare diciamo tutto quello che nasce dal seme, anche quindi come cultura della terra stessa. La via lombarda alla storia, la via lombarda alla civiltà. Poi io ho prodotto nella mia modestia la geostoria della civiltà lombarda, ma qui Ogliari, mio predecessore, di sicuramente maestro, ci racconta come dal punto di vista del pueblo, del popolo, ci si comportava in Lombardia a partire dal Medioevo. Per esempio parla dei Celti, parla della importanza di avere nelle epoche lontane dei buoni precettori che istruivano il popolo lombardo dal punto di vista certamente dello stile di vita, dicevamo, ma anche dell'economia e della civiltà. In Oxinio, il capitolo quarto, che ovviamente riguarda Costantino, e poi Ambrogio. Ambrogio è sicuramente un'icona di Milano assieme alla Madonnina, di cui parleremo dopo. E ancora tanti capitoli che illustrano i passi fondamentali della storia milanese. Per esempio un capitolo dedicato alla Repubblica. Pochi sanno o vogliono ricordare, a proposito di memoria, che Milano è stata anche una Repubblica, che non c'erano soltanto i Visconti e gli Sforza e non ci sarà soltanto dopo il Regno d'Italia. Milano è stata anche una Repubblica. Il Duomo, adesso appunto ci ritorniamo e l'ho voluto scegliere il Duomo come importante icona del nostro promo. Il Duomo racconta, perché il Duomo nei suoi 300-400 anni di costruzione ne ha viste davvero delle belle. Ha visto la trasformazione della città, che poi al centro dei miei interessi, come sapete, come storico del territorio, e via dicendo. I canali, i Navigli e poi tutti gli altri canali, la dominazione spagnola, gli aspetti rivoluzionari che sono arrivati tra 600 e 700, prima una rivoluzione austriaca e poi una rivoluzione francese, e poi la nascita del mondo moderno negli ultimi capitoli, sempre raccontati con un gusto aneddotico che era tipico degli Ogliari, Francesco Ogliari. Ci sono nelle ultime pagine dei riferimenti chiari alle vicende del primo dopoguerra e del secondo dopoguerra. La nebbia che diventa anche qui appunto oggetto di canzoni famose, ma che è soprattutto la compagna della Milano, prima da mangiare e poi da bere. Il Milano decolla, certo. Io lo racconto nell'ultimo libro che uscirà in storia della Lombardia dal 1850 ad oggi. Decolla come caput Italie, quindi come capitale economica, ma in quell'economico non c'è qualcosa di negativo, ma anzi al contrario di costruttivo. Capitale economica e morale d'Italia. Certo, questo ci vuole far intendere l'Ogliari in questo libro, che è un po' diverso dagli altri che erano più mirati alla storia dei trasporti, sia su rotaia che su gomma, alla storia dell'azienda tranviaria milanese, al recupero dei modelli che Ogliari poi ha presentato sia al Museo della Scienza e della Tecnica che al Museo sul Lago Maggiore. Sono tanti spunti che ci permettono di riabbordare una linea lungo la quale io mi pongo
che permette a tutti i lombardi di rileggere la propria storia. A tutti i lombardi, certo, ma potrebbero essere tutti i laziali, tutti i campani, tutti i toscani, perché appunto questa meravigliosa terra chiamata Italia è composta di tanti micropopoli che parlano anche delle lingue diverse, ma che assieme comunicano, non dimentichiamolo, attraverso la lingua di Dante. Quindi 40 anni compie questo libro, cercatelo nelle biblioteche, perché io ho una vecchia copia miracolosamente conservatesi. Ecco, e quindi è un libro, io direi che c'è un parallelismo fra questo libro di Ogliari e i libri di Brera, quelli che raccontano proprio anche qui la civiltà lombarda. Ovviamente due uomini diversi, con uno stile diverso. Brera, insomma, più portato ad aspetti gastro-goliardici di Ogliari, però queste figure ora non esistono più perché non c'è più quella capacità di difendere la propria civiltà che c'era effettivamente una volta. Prosperano anche nel contesto milanese personaggi, contesti, associazioni che tutto vogliono fare meno che salvare la propria identità. C'è una decomposizione progressiva, no? Di questa civiltà lombarda come di tutte le altre civiltà che esistono. E vi ripeto, la giornata della memoria serve a ricordare che senza l'identità di ognuna il mondo non può andare avanti e rischia assolutamente di fermarsi di fronte a una globalizzazione forzata che vive certamente sul piano economico di poteri forti, ma sul piano pratico di una cancellazione della memoria. Ecco che quindi la giornata della memoria, come quell'altra anche del ricordo, servono in pieno inverno a farci concentrare sul senso ultimo di queste riflessioni necessarie per salvare la vita del pianeta Terra. Pausa, a dopo. Da oggi la tua radio è ascoltabile anche con la televisione in digitale. Sul telecomando della televisione digitale o del tuo ricevitore digitale puoi scegliere se vedere la TV o ascoltare la radio. Risintonizza i canali radio e troverai anche Radio Libertà, canale 252. La tua radio. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Un nuovo modo per sostenere la tua radio. Visita radiolibertà.net. Ti basta un click e potrai versare il tuo contributo volontario direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online su radiolibertà.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Libertà. La tua radio. Diamo voce alla nostra gente. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Pensa a respirare. Ora abbandonati. Che cosa vedi? Luce. Oscurità, l'equilibrio. È tanto più grande. C'è stato un risveglio. Hai sentito? Conosco una sola verità. Movie Time ti fa entrare nel vivo del cinema, ti fa sentire come se fossi tu il protagonista del grande schermo.
ogni sabato dalle ore 16. A te la linea. Benissimo, il giubileo. Ecco, fra i tanti ricordi commemorativi da una parte, ma anche feste a sfondo spirituale, c'è sicuramente il giubileo. Il primo giubileo è stato inaugurato nel 1300 sotto l'egida di Bonifacio VIII, un papa non certo esemplare dal punto di vista della misericordia e della buona volontà. Però poco importa. Quello che importa è come il giubileo sia, lo dice la parola stessa, un modo di diventare allegri per un anno, pensando alle gioie più profonde dello spirito, da parte di questa moltitudine del mondo cristiano che veniva chiamata a festeggiare appunto a Roma, e il festeggiare per questo settore di opinione e di fede era sicuramente quello di esercitare una serie di penitenze che poi permettevano di adire, cioè di entrare in qualche modo nel regno dei cieli. Adesso abbiamo con noi niente po' di meno che Paolo Gulisano. Eccoci Paolo, pronto? È caduta la linea, lo richiamiamo subito, ecco. Scusa. Allora, caduta la linea lo richiamiamo, lui ci parlerà proprio del giubileo e un pochino alla fine anche dei 250 anni della Madonnina. Ecco, sicuramente Paolo è la persona giusta per le note riflessioni che, assieme a quelle che riguardano le isole britanniche, anziché l'autodeterminazione dei popoli, ha esercitato nei confronti della storia del mondo cristiano, in particolare del mondo cattolico, tanto che appunto lui aveva partecipato, mi ricordo, anche a un meeting di Rimini, portando avanti proprio il plafond delle proprie idee. Quindi non appena lui si farà redivivo, perché è sempre, come sapete, occupato nel glorioso mestiere del medico, e quindi ovviamente noi lo strappiamo, ecco, in maniera brutale a quelle che sono le contingenze e gli obblighi appunto della sua professione che insomma tutti quanti, avviandoci ormai verso la terza età, dobbiamo imparare a rispettare, pena ovviamente una fine preventiva dell'esistenza. Allora Paolo, stavo glorificando la classe medica stavolta, nel senso che dice man mano che andiamo verso la terza età dobbiamo usare delle parole di rispetto. Allora Paolo, quest'oggi però ti ho già ripresentato come storico della cultura cristiana, della civiltà cristiana, per cui a te la parola sul giubileo. Ciao Paolo. Ciao Andrea, ben risentito e ben risentiti anche i nostri amici ascoltatori, amiche ascoltatrici. Il giubileo è un evento che attraversa veramente i secoli. Sappiamo, penso che un po' tutti abbiano letto come nasce nel 1300, quindi siamo in pieno medioevo, un medioevo però che ha già vissuto dei momenti anche critici, dei momenti anche drammatici, che sono finite, ad esempio è finito il tempo delle crociate, perché appunto l'ultima crociata è del XIII secolo, il secolo precedente. Crociate che rappresentavano, l'abbiamo detto anche qualche altra occasione di trasmissione, dei pellegrinaggi difesi con le armi, cioè con dei cavalieri che difendevano i pellegrinaggi. I pellegrinaggi nel tempo antico erano diventati una istituzione molto importante. Viaggi sui luoghi sacri, che erano Roma, che erano Santiago di Compostela in Galizia ed erano appunto Gerusalemme. Allora, quello che accade, sappiamo che la Spagna era occupata dai Mori, la Terra Santa appunto aveva visto le crociate,
terminare con sconfitte ai mezzi crociati, rimaneva solo una meta importante di pellegrinaggio, Roma. Quindi il Papa nel 1300 stabilisce questa, questa grande occasione di conversione, di pentimento, previo appunto un pellegrinaggio che doveva appunto portare a Roma, alle 7 chiese, ai luoghi appunto che avevano visto la nascita stessa della Chiesa. Quindi sono anche circostanze un po' particolari. E la Chiesa aveva anche attraversato negli anni precedenti al Giubileo del 1300 momenti anche di tensione, con la famosa rinuncia di Papa Celestino V proprio a favore del suo successore Bonifacio VIII, che è quello che poi istituisce il Giubileo. Quindi tensioni all'interno della Chiesa, Celestino V che voleva, attuare una riforma, insomma un po' che ci ricorda i giorni d'oggi, no? Però il Giubileo fu veramente una grande occasione. E poi quindi ha continuato nella storia, prima ogni 50 anni, poi diventa ogni 25 anni. Sì, ebbe luogo nel corso dei secoli, quasi sempre, pensate solo nei tempi più recenti, nei tempi moderni, non si poté celebrare quando ad esempio Napoleone aveva occupato Roma, quindi non venne celebrato il Giubileo del 1800, e poi quando addirittura appunto Pio IX aveva conosciuto la persecuzione, la Repubblica Romana del 1848, quindi non si può celebrare il Giubileo del 1850. Si erano celebrati i Giubilei sempre, anche quando c'era stata la grande peste del XIV secolo, la peste del Decamerone di Boccaccio, quindi peste del 1348, ma nel 1350 si fa lo stesso il Giubileo. Ci vollero appunto purtroppo i tempi moderni, quelli del più feroce anticlericalismo giacobino prima, francese, giacobino prima, e risorgimental massonico con Pio IX per impedire i Giubilei. Quindi è stato forse una delle più originali, diciamo così, invenzioni della Chiesa, fatto proprio ai fini di avvicinare anche magari coloro che si erano allontanati dalla pratica religiosa, perché proprio era una sorta di grande perdonanza. Venite, celebrate i sacramenti e quindi la Chiesa userà nei vostri confronti, anche se avete, vi siete allontanati dalla pratica, eccetera, vi userà misericordia. Quindi è una grande occasione. Ecco, attenzione, non un condono, non ha nulla a che fare il Giubileo con la giustizia umana, no? Non era un colpo di spugna, perché appunto la perdonanza presupponeva pentimento, riconoscimento dei propri peccati, pentimento e conversione, cambiamento di vita. Quindi nulla a che fare con sconti, perché giustamente uno potrebbe dire, uno ne fa di tutti i colori, poi dopo 25 anni arriva il grande colpo di spugna. Non era così, non era un colpo di spugna, e ovviamente non lo è neanche adesso, e quindi diciamo che è certamente una grande bella occasione spirituale proprio per tutti. Sì, naturalmente, diciamo così, le cattive lingue hanno voluto estrapolare alcuni episodi che accadevano in epoca medievale, protomoderna, di fedeli che arrivavano da lontano a Roma e ne approfittavano, non avendo inteso il messaggio reale del Giubileo che tu hai perfettamente descritto, ne approfittavano per gozzovigliare e commettere atti impuri prima di ricevere il perdono. Ma questo naturalmente va visto come parodia
eccesso e francamente come appunto eversione all'interno dell'immenso gruppo di persone che arrivava specialmente dal nord, no? Naturalmente gli storici, penso Raffaello Morgan, hanno sottolineato quanto poi la dimensione di società che si creava era anche nel bene e nel male, ma comunque una garanzia di incontro fra popoli diversi. C'è qualcosa che oggi accade meno, paradossalmente, rispetto a quei tempi, perché non c'è forse più, e cominciamo a inoltrarci in un discorso anche sull'attualità, non c'è forse più quella grande coscienza, per esempio del mondo cristiano, di appartenere a un'unica madre, ecco. Quindi col passare del tempo si è un po' indebolita la coscienza del giubileo, anche nel significato etimologico di giubilare, di essere allegri, fino ad arrivare appunto ai nostri giorni. Quando possiamo dire che ci siano stati, secondo te, Paolo, gli ultimi grandi giubilei sentiti in maniera profonda dal popolo cristiano, secondo te? Ma sicuramente il giubileo del 1950. Allora il mondo usciva dalla seconda guerra mondiale, aveva conosciuto stragi, aveva conosciuto decine di milioni di morti, la bomba atomica, c'era ancora la guerra fredda, c'era sul soglio di Pietro quello che lui ha chiamato giustamente Pastor Angelicus, il pastore angelico, Pio XII, e quindi la sua persona, la Chiesa, insomma, nella confusione, di fronte anche alle ideologie appunto totalitarie che c'erano state e che c'era ancora, perché c'era ancora il comunismo nell'Europa orientale, non solo, la Chiesa era davvero un punto di riferimento. Quindi il giubileo del 1950 fu straordinario, vide l'arrivo di milioni di fedeli. Nel frattempo poi, come dire, erano nati mezzi di trasporto come gli aerei, come navi, arrivarono anche tanti da fuori da Europa, specialmente dagli Stati Uniti, quindi e c'era questo clima di speranza che si fosse assistita all'ultima terribile guerra e che da quella guerra l'umanità avrebbe imparato e fosse cambiata. Quindi direi il giubileo del 1950, dove io e te, Andrea, non c'eravamo, magari c'era qualcuno dei nostri ascoltatori bambino, poi appunto gli ultimi forse hanno lasciato un po'. Ecco, 1975, appunto ripeto, sono ogni 25 anni, la Chiesa in quel momento era un po' in crisi, c'era tutto il concilio, c'era Paolo VI, Papa sofferente e come dire, forse anche debole nel governo della Chiesa, e poi c'erano stati gli anni delle rivolte, il 68, eccetera. Quindi io invece lì avevo 16 anni, mi ricordo un po' questo giubileo del 75, ma non come particolarmente significativo. Il giubileo del 2000 c'era Giovanni Paolo II, certamente il Papa diverso, aveva portato anche entusiasmo e soprattutto era il giubileo che vedeva la Chiesa entrare nel terzo millennio. Giovanni Paolo II parlava molto di Chiesa del terzo millennio, di un tempo anche qua che veniva auspicando che fosse un tempo di cambiamento, di miglioramento, eccetera. Quindi ricordo bene questo giubileo del 2000 e poi purtroppo dopo il 2000 sono venuti invece di lì a poco gli anni invece le torri gemelle, le nuove guerre, si parlava, ti ricordi Andrea, c'era Fukuyama, questo storico americano giapponese, parlava fine della storia, della serie finito tutto, vivremo tutti felici e contenti una volta che era finito il comunismo, e invece abbiamo visto ancora tante come dire, vicende critiche anche a livello di politica internazionale, e anche la Chiesa diciamo che sta vivendo, ecco, dopo il pontificato di Giovanni Paolo II è venuto il pontificato di un grande Papa, però come dire forse non molto fermo nel dirigere la barca di Pietro, nel guidare il timone come Benedetto XVI, per questi ultimi anni un po' particolari del pontificato del Papa argentino Francesco. Ecco, sul giubileo del 2000 che io ho vissuto
come tanti, nel cuore della mia età, insomma, non proprio giovanile, ma insomma neanche avanzata, matura ma non troppo. Io ricordo la pena nel parlare, la sofferenza nel parlare in Piazza San Pietro da parte di Papa Wojtyla, che era malato già allora, e si sforzava, ecco, in una maniera così proditoria, eroica e trascendente nel riuscire appunto ad esprimere dei concetti che rimanevano importanti, rimanevano decisivi per la storia, anche riguardo ai giovani che erano venuti in massa. Poi mi sembra, se non erro, ma dacci lume tu, che ci sia stato un semi-giubileo anche, no? Prodotto negli ultimi 25 anni, no? O sbaglio? Cioè non si è voluto fare un mezzo giubileo anche tra il 2000 e il 2025, Paolo? Sì, quelli chiamati appunto straordinari, no? Quindi sì. Adesso anche qua in questo momento non ricordo esattamente quando, però sicuramente anche questi erano legati a occasioni particolari, e tra l'altro uno degli ultimi in questo senso è stato quello voluto del Papa Francesco sul 50° del Concilio Vaticano II, quindi una specie di autocelebrazione di quell'evento ecclesiale un po' particolare, anche un po' discusso, diciamo così. Assolutamente, siamo proprio, mi sembra nel 13 per essere precisi. Ecco, una cosa, che senso ha oggi secondo te? Come possiamo affrontare intimamente il Giubileo? Come può il mondo cristiano, ma anche il mondo cosiddetto laico, nel senso di guardare comunque a un evento eccezionale e poter dare un senso alla manifestazione di oggi? Come si deve attrezzare il popolo rispetto al Giubileo 2025, secondo te? Ti direi che intanto sono cambiati un po' i tempi, i giubilei dei primi secoli erano proprio, come dire, era tassativo il pellegrinaggio a Roma. Ora invece i giubilei vengono celebrati anche a livello diocesano, quindi ognuno lo può celebrare appunto anche nella propria diocesi, eccetera. E quindi direi che per certi aspetti il giubileo adesso ha una dimensione più intima. Ecco, io prima ricordavo il giubileo del 1950, dove allora la stampa anticlericale coniò il termine trionfalismo, no? Perché appunto la Chiesa sembrava vincente, le chiese erano strapiene, tutto andava bene e quindi sembrava proprio il trionfo della stata così. Per cui secondo me oggi dobbiamo anche lasciare ti stiamo sentendo poco, però appunto ecco, un giubileo più intimo è comunque magari non pronto? Ci sei? Non assecondando completamente alcuni proiezioni fantasmatiche della Chiesa di oggi che vorrebbero creare un giubileo dei carcerati per forza, degli immigrati. Il giubileo è di tutti, non deve essere di qualcuno in particolare, non trovi, Paolo? Sì, esatto, anche questo è come dire, facciamo un giubileo specializzato, no? Parcellizzato. Esatto. No, c'è un solo giubileo, il giubileo dei cristiani, di chi, ma giustamente tu dicevi, magari anche chi non lo è, nei tempi antichi era anche, diciamo prima, una possibilità offerta a tutti, se non di cambiare, di convertirsi, però non di ripensare, di prendersi anche un po' di pausa e di magari fare una sorta di revisione della vita, della propria vita. È chiaro. Quindi io auguro a tutti quelli che ci ascoltano, i nostri amici di Radio Libertà, vorrei dire appunto questo: utilizziamo
questo anno come un momento per guardarci dentro, per cercare la verità, cercare il senso delle cose, magari anche ripensare, fare anche un po' di anche autocritica, di rivedere le scelte. Io, come dire, vedo quasi un atteggiamento psicologico sempre più diffuso di dire non è mai colpa mia, è sempre colpa degli altri. Invece forse dovremmo anche guardarci dentro. Bravissimo, Esaminare, ottimo suggerimento. Ecco, gli ultimi minuti li dedichiamo alla Madonnina, perché sono 250 anni, e tu dicevi appunto la chiesa locale, che comunque per noi ha una certa importanza, tipo il Duomo come oggetto artistico, ma certamente tutto quello che gravita in Lombardia e al nord attorno al Duomo come cattedrale straordinaria, una delle più belle del mondo e un inno al Signore dal punto di vista artistico ma anche spirituale. Ecco, la Madonnina per i milanesi, come cantava Danzi, è veramente un riferimento assoluto. Qual è il tuo pensiero di oggi a 250? È riuscita a resistere 250 anni, signori, è straordinario, è un miracolo secondo me. Paolo, cosa ci dici attorno a questa figura che viene amatissima da tutti i lombardi in modo particolare? Ma direi davvero il culto mariano nella Chiesa ha sempre rappresentato davvero l'elemento materno, l'elemento dolce. Molte volte la Chiesa è stata vista come severa, come dire, giudice che pone delle leggi, no? Il decalogo, non fare questo, non fare l'altro, che sono peraltro giuste queste misure, perché se ci pensate bene tutto quello che viene detto di fare o non di fare, onora il padre e la madre, non uccide, non rubare, sono tutte cose assolutamente giuste. Tuttavia, ecco, magari qualche volta si è avvertita la presenza della Chiesa come autoritaria, eccetera. La Madonna ha sempre rappresentato l'elemento di dolcezza, l'elemento materno, di misericordia, come una madre che soccorre i suoi figli, se cadono li rialza, magari li rimprovera, ma poi gli vuole bene. Ecco, io credo che proprio il culto mariano rappresenti proprio questo. Certo, c'è un Dio Padre nel nato dei cieli, ma c'è anche una madre vicina a tutti noi, anche appunto nei momenti di difficoltà, di sofferenza. Ecco, mi ricordo, voglio citare questo episodio perché appunto io come te, Andrea, siamo dei grandi estimatori di Guareschi. C'è un racconto di Giovannino Guareschi dove c'è il bambino di Peppone gravemente malato. Allora Peppone sappiamo bene che è in un rapporto molto conflittuale con la Chiesa e col Padre Eterno, però il bambino è malato e va a portare le candele alla Madonna. Lui, ateo formalmente, comunista, eccetera, va a portare le candele alla Madonna e chiede il suo aiuto. Quindi questo esempio letterario è proprio un esempio di che cosa significhi proprio la tenerezza di Maria. E io credo che per generazione di milanesi, ricchi, poveri, tutti, la Madonna abbia proprio significato tutto questo. Assolutamente. Penso che poi, come chiosa, si possa dire che quella statua lassù, che così insomma veglia su tutti lassù da 250 anni, Capodanno del 1700, non ho insegnato matematica evidentemente, del 1700, aiutami tu, insomma 75, giusto? 1775, sia un riferimento ineludibile, ecco. Quindi ogni tanto, sia per i fedeli che per i non fedeli, guardare, alzare gli occhi un attimino lassù serve, ecco, mentre magari appunto una distruzione dei valori della dignità, del rispetto, dell'educazione impedisce proprio di tornare a guardare lassù.
un riferimento che è popolare, autenticamente popolare, nella misura in cui, appunto, come cantava Danzi, chi è nato, chi è cresciuto, ma anche chi è arrivato e ha condiviso lealmente, sottolineo, la cultura e la lingua milanese, lealmente, ecco, sa che questo atteggiamento è un atteggiamento che fa recuperare il senso ultimo della nostra vita a Milano e Lombardia, perché vabbè, tu vivi a Lecco, ma venendo da Lecco, da Bergamo, da Varese, da Pavia, da Cremona, sicuramente il riferimento, lo zenit spirituale rimane quello lì. E il giorno, forse, naturalmente spero che non avvenga mai, in cui qualcuno vorrà togliere quella statua, sarà davvero la fine apocatastatica e infernale del mondo. Una tua battuta finale, dobbiamo chiudere, Paolo. Allora, davvero, mettiamoci sotto il manto di Maria, sotto il manto della Madonnina che te brilla in due lontani, e quindi con l'aiuto della Madonna cerchiamo di vivere bene questo anno giubilare, che sia davvero un anno di cambiamento, di trasformazione per il meglio di ciascuno di noi. Grazie Andrea. Grazie a te, come sempre, più di sempre. Venezia risorga Venezia per sempre, a risentirci.